di Indipendenza Veneta. Grazie a tutti, buonasera. Il Consiglio regionale del Veneto prende le distanze da Ursula von der Leyen. Non abbiamo bisogno di guerra fondai e di questa donna che evidentemente è anche il baffetto, che è un uomo di sicuro. Dopo le parole di Cappeller è un uomo di sicuro. Grazie. Michele Favero, ci sono le spese militari? Dati reali, tra l'altro estrapolati dall'Università Sacro Cuore di Milano, pertanto non sono inventati dal sottoscritto. Siccome sento spesso parlare di 800 miliardi, una cifra folle che dimostra che non c'è proprio un minimo di coerenza in quello che fa l'Europa, ecco, facciamo chiarezza. La spesa militare europea eccedeva quella russa del 58% nel 2024. Allora, se non siamo in grado di difenderci, tra virgolette, da un paese che negli ultimi 200 anni, la Russia, non ha mai attaccato l'Europa, cosiddetta Europa occidentale, perché anche la Russia fa parte dell'Europa, mai attaccato, mentre bisognerebbe ricordare che Germania, Francia e Italia hanno attaccato la Russia per ben 3 volte. E lo ricordava anche Lavrov a Macron che vuole fare il nuovo Napoleone. Ecco, che fonti sono queste? Che fonti? Dell'Università Statale Sacro Cuore di Milano. Questi sono i dati della spesa globale, tra l'altro in armamenti, 2.443 miliardi. Se vediamo la NATO, innanzitutto ogni tanto bisogna ricordare anche perché è stata creata la NATO, nata, scusate il bisticcio di parole, nella guerra fredda, no? La NATO è nata per 3 motivi: per tenere dentro gli americani, fuori i russi e sotto i tedeschi, non ha altri motivi. Le spese che fa la NATO sono queste qui. Le vedete bene? Diciamo se Francesco Ceron forse riesce, ecco, benissimo così. C'è un confronto, allora finiamola di dire che servono 800 miliardi se già adesso spendiamo il 58% in più di quello che spende la Russia. E questa tabella, che è un'altra tabella che non so se si riesce a leggere, dimostra che la Russia, tra l'altro con questi dati parametrati al costo di acquisto del paese, perché realmente se fossero proporzionati agli euro, la Russia spende 146 miliardi contro i 759 dell'Europa, 718 tra UE e paesi NATO e 547 della sola Unione Europea. Allora finiamola di dire che gli Stati Uniti difendono l'Europa. L'Europa spende già 3 volte quello che spende la Russia. Se non siete capaci di spendere i soldi, andate a fare un corso di economia, ma vi faccio anche delle lezioni gratuite. È inutile continuare a dire abbiamo bisogno degli Stati Uniti. Siete una banda di cialtroni, e ho sentito Cappeller che diceva soprattutto i maschi attaccano. Allora vuol dire che abbiamo Ursula e Lagarde, perché sono 2 uomini sti qua. Ursula von der Leyen che decide di spendere 800 miliardi in un continente vecchio, che poi voglio vedere il 90enne con il Garant, no, che va a sparare, perché a questo punto qua mi viene in mente che questo, cioè in un paese che sta morendo, dove la Germania sta soffocando e in stagflazione assoluta. L'Italia, che prima 3 anni fa si diceva è lo 0, adesso il PIL aumenta dello 0,7%, facciamo festa. Cioè, le aziende hanno dipendenti in cassa integrazione, le scuole, intendo i plessi scolastici, stanno letteralmente cadendo a pezzi, noi investiamo sulle armi. Poi non me ne frega niente cyber security o no. E sulla sanità, che stiamo smantellando la sanità pubblica, però noi dobbiamo difenderci dai pericolosi russi che non hanno mai attaccato l'Italia. Finiamola. Io, lo sapete, quando sento parlare di insicurezza cosa mi viene in mente? Mi viene in mente via Piave a Mestre, la stazione di Padova, quella è insicurezza. Mettete qua la sicurezza, non preoccupatevi dei russi. Cialtroni, scusate il termine. Allora, Michele Favero, Indipendenza Veneta. No, sono di tutt'altro avviso, questa è una scelta della sentenza della Cassazione di censura alla politica di Salvini, bella e chiara, insomma trasparente, non c'è altro da dire. Salvini ha fatto una scelta come ministro e la Cassazione dice no, comandiamo anche su questo. È del tutto evidente perché poi, come diceva l'onorevole Boff, ed è stato dimostrato, i migranti all'interno della nave avevano tutta l'assistenza sanitaria immaginabile e possibile. Allora
quale sarebbe stato il reato? Quello di aver controllato queste persone dentro ad una nave perché sono state lì 10 giorni? Io ho visto le condizioni in certi campi profughi, cosiddetti campi profughi, magari fossero state quelle della Diciotti. E allora anche tutti i migranti che sono dentro ai campi profughi avrebbero diritto di risarcimento se parliamo di diritti umanitari, visto che vivono in condizioni che neanche un animale potrebbe così vivere in modo decoroso, come quelle che ho visto io e che abbiamo visto tutti. E adesso stiamo facendo una polemica perché? Perché è un segnale politico questo della Cassazione, così come è stato un segnale politico quello della Corte Costituzionale, e continuiamo ad avere una magistratura che invade il campo della politica. Poi nell'Italietta, purtroppo, bisogna dire anche questo, delle 250.000 leggi, se non erro, ma visto che abbiamo anche degli avvocati in studio potranno confermare o meno, abbiamo 3 volte le leggi che hanno gli altri, ma è evidente che non sappiamo applicarle, anche perché ce ne sono talmente tante che si affastellano che una legge poi nega l'altra, e succede questo. Non è questione di governo della Lega con i 5 Stelle o di governo di adesso, è un problema legato proprio a un diritto che si fa fatica a manifestare in questo Paese, perché di fatto, ripeto, abbiamo tantissime leggi e spesso disapplicate, e come nel caso di specie poi la magistratura deve dimostrare che alla fine, oltre al potere giudiziario, perché questo dovrebbe fare, vuole anche una parte del potere esecutivo, perché lo sta facendo in questi anni, ed è una dimostrazione palese. Questa è una censura alla scelta politica di Salvini. La Serenissima aveva una quarantena, per chi non lo ricordasse, teneva lì le persone per 40 giorni, anche perché potevano anche avere delle malattie, controllare. Perché se Salvini decideva di controllare, avessero avuto anche, non so, malattie che noi non abbiamo, che purtroppo rischiamo anche di importare, non si poteva fare, perché non c'erano le condizioni. Ma andate a vedere nei campi profughi, allora risarcite tutto, risarcite tutti, perché le condizioni che c'erano, ripeto, nella nave Diciotti erano di gran lunga migliori di quelle che ci sono in tutti i campi profughi d'Italia. Allora,